Vai raga, andiamo, questi sono gli occhiali, eccoli qua, guardate che roba. Video speciale con occhiali sexy per vincere tutto. In realtà, Fio, questo video l'ho già fatto, però purtroppo non si è registrato, non capisco il perché, quindi faccio vedere le ultime gare. Dopo il terzo posto strepitoso, ho fatto non mi sono... non ho fatto la staffetta, mi sono allenato, 25esimo posto, disastro, mi sono allenato ancora, quarto posto nella staffetta, 17esimo, 14esimo, quindi non proprio delle grandissime prestazioni. Però abbiamo 88 di score e siamo 12esimi in classifica. Adesso abbiamo i mondiali in Finlandia e speriamo bene, ragazzi, ma con gli occhiali così tutto è possibile. Scusate, non è andata bene con la webcam, casini con la web. Vediamo un attimo qua. Più 10 più 6. Caldo torrido, signori. Caldo torrido. Vai, come watch. No, cazzo. Cosa è successo? Cosa le è successo? Ah, non ci sono. Ah, perché Simona, Michela e... Ok. Va bene, ecco qua mi alleno. Allora, scusami, quanti soldi ho? Ho soldini. Ultimo allenamento prima dell'estate, dopo cerco di accumulare soldini. Quindi questo è l'ultimo, ragazzi, eh. Ok, perfetto. Più 5 più 1. La sprint. Allora, più 5 più 1. Andiamo di questo. Vai. E andiamo con l'occhiale sexy. Cioè, questo lo usavo una volta. Non andavo a sciare. Però parliamo di 20 anni. Sono fighi, io chiaramente non vedo gli ologrammi perché sennò se ciao. Vai. Questo poi la difficoltà è aumentata perché non vedo un cazzo. Cioè, chiaramente è diverso, cioè, vedo un po' più scuro. Bene, solo il culo fare queste stronzate, è ufficiale. Vai, Fiori. Vai. Vai che andiamo alla sprint dei campionati mondiali qui in Finlandia. Come non ama molto la sprint. Ripeto, dopo il bronzo malissimo, però almeno mi sono allenato, questo è già qualcosa. Ho fatto un bel allenamento. Qua non vale per il mondiale, per la Coppa del Mondo, ma vale per la gloria, per l'eternity. Glory. Vai. Dobbiamo migliorare ovviamente la velocità di sparo, non è semplice. Murone importante qui in Finland. Non siamo ancora pronti alla staffetta mista, preferisco Nelia Zeni, cagatissima secondo me, ma va bene. Sono più forte di Zeni, sono convinto di questo. Però intanto il bronzo me lo son pigliato, questa è una soddisfazione devastante. 20esima posizione, un inizio non spettacolare di sprint, dove comunque siamo... Facciamo difficoltà, raga. Ok. Siamo pronti a sparare. Vai. La proiezione non è meravigliosa. Mare cerca il comando. Giacomo è il secondo. Losvers terzo. Vediamo con gli occhiali. Vediamo con gli occhiali come spariamo. Non male, non male, non male. Proiezione importante per il Cume. 99esimo posto, no scherzo. Vai, Fiori. Con sti occhiali è impossibile. 20esimi ancora, raga. Dai, devi spingere di più. Voglio fare Zeni. Cioè, Zeni è qualcuno. Zeni è invidiosissimo del Cume perché le tifose amano solo lui e soprattutto i compagni di squadra amano solo il Cume. Giacomel per la sua classe e la sua potenza. Veneziano per il suo... per gli occhiali sexy.
scusate, ecco, perché faccio anche le cagate. In webcam sento la pressione della web. Sento la pressione della web, signori. La percepisco. Video speciale. Con gli occhiali penso l'unico perché l'è dura. È portata la videocamera, va, ok, così c'è anche il timer. 16esimo. Margherita Hack, 22esima. Buono, buono, stiamo spingendo benino, però con la sprint proprio non ci siamo, perché sono pochi colpi e noi siamo lenti al poligono. Ho provato a fare anche dei test velocizzandomi, sbaglio tantissimo, preferisco non sbagliare sinceramente. Abbiamo adesso uno score veramente importante, abbiamo un 88, però non basta questa difficoltà qua. La proiezione ci dà più 8 e 9, mamma mia signori. Lenti, lenti, lenti. Vai. No, niente, la sprint proprio. La sprint è proprio il tallone da killer proprio del Kuma. Malissimo, malissimo. Sono fuori sicuro. Campionati del mondo che partono malissimo. Dopo il bronzo, male, non siamo in un gran momento. E neanche gli occhiali. Ve li mostro. Forse la cosa più bella di questo video in questo momento. Mamma mia che schifo, scusate raga, ma una sprint proprio da cioccolataio. Adesso come parametri siamo fortissimi, però non lo stiamo dimostrando oggi. Comunque il bello di questo gioco è questo, che ogni gara è veramente una storia a sé. Adesso basta comunque allenamenti fino all'estate, voglio accumulare per poi il prossimo anno essere prontissimo e gasatissimo. Mamma mia, tempi veramente balordi, tempi veramente balordi. Tempi balordissimi per il talentissimo. Non arriviamo 21, tra i primi 21 neanche se vuoi. La vedo un'impresa abbastanza disperata. Impresa disperata per il come che i parametri ci sono, ma non lo stiamo dimostrando in questo momento. Bravo Kuma. 19esimo, vabbè, fuori da tutto ovviamente. Fuori da tutto, fuori da tutto. Con gli alieni. Cosa siamo? 21esimi, non ci credo. Non ci credo, siamo proprio perfetti. Che culo. Inseguimento, sì, però più meno 11. Cambiamo tenuta. Vai di questa. Partiamo troppo indietro, però. Mamma mia. Forse era meglio star a casa a dormire. Ultimi. Ultimissimi. E andiamo. Per l'inseguimento. Campionati mondiali. Qui in fin e mettiamoci anche l'ambia. Partire ultimi non è una bella cosa, perché il primo è già in fuga. Giacomel sarà? Giacomel, sì. Quanto è forte Giacomel. Certo che il mio obiettivo qua è diventare il più grande atleta della storia del biathlon, però con Giacomel sarà dura perché nell'Hall of Fame ha già tipo 800 podi, medaglie e vittorie più di me. Sarà un'impresa abbastanza disperata. Certo che sti parametri cioè non li vedo tanto perché non riusciamo a superare neanche il Bionaz dopo un po'. Sì che ora ci ho bestemmiato dietro, siamo arrivati quarti nella staffetta che non sono riuscito a registrare e
E niente, praticamente ha fatto schifo, 4 errori su 5 ha fatto. E 2 giri nonostante le ricariche, è una vergogna, veramente una vergogna, raga. Dai fioi, intanto controllo per vedere se la webcam se va. Ok. Quindi sto video sarà un po' più corto, raga. L'importante è avere davanti a Bionaz, che è un pirlotto Bionaz. No, non è vero che l'ho sbagliato. Madonna, che male che sto andando. Mamma mia. Mamma mia, sbagliare il primo poligono equivale proprio a fare un autogol da fermo. Malissimo, malissimo. Dai. Questa è la triste realtà di un Kuma e non dopo il bronzo, forse troppi bagordi con le tifose e le compagne di squadra femmine, ovviamente, ma dai. Quindi si parla qua di un Giacomel che ha sfidato il Kuma a NGL Biathlon e ha stravinto il Kuma. Ma sono voci di corridoio questi. Ogni gara è una storia a sé, ha fatto un errore veramente gratuito. E vabbè. Vediamo con la sciata quanto guadagno. Quanto recupero più che altro. Dai, fioi, dai. Perché non posso fare tutti i video con questi occhiali, mi stanno massacrando. Forse anche quello conta un po' perché quella è dura. Qualcosa stiamo recuperando, ma niente di eccitante. Ok, andiamo. Siamo stanchi però, eh. Va abbastanza bene, non benissimo, ma bene. Muovite. Muovite. Dodicesima piazza, recuperiamo ancora qualcosa, ma siamo indietro, siamo indietro. Siamo ben lontani dalle medaglie. Mi serve comunque il boost del respiro per il colpo e il doppio polmone mi serve. Cioè il polmone, terzo polmone, non lo so che cazzo. Perché secondo me sono dei bonus fondamentali a questi livelli. Se vuoi vincere il mondiale. Qualcosa stiamo anche rimontando, ma non per le medaglie purtroppo. Partivamo 21esimi, ultimi, siamo 12esimi. In 2 giri abbiamo recuperato un po' di posizioni, questo è già positivo. Guarda come spingono però. Dai, dai, dai. Siamo un po' stanchi. Buono, buono. Questo è buono nei piedi. Dai, nono posto, proiezione nono, vediamo. Decimo, siamo già in top 10 però. Bel recupero di Veneziano. Dobbiamo onorare questi mondiali. Giacomel è qualcosa di indescrivibile. Siamo proprio nell'era Giacomel, signori. Vuole vincere la terza Coppa di Cristallo consecutiva.
l'età dell'oro per l'Italia comunque nel biathlon. Giacomel, Veneziano, Zeni. Bionaz non lo considero perché è una pippa. Cioè, almeno qua ha fatto schifo. Siamo 11esimi. Podio ovviamente impossibile. Possiamo recuperare ancora. La top 10 è possibilissima ovviamente. Adesso qua spingono tanto loro. Io adesso mi tengo un attimo di energia. Mi tengo un po' di energia perché voglio sparare bene l'ultimo colpo. Tiro qua un po'. Comunque è bellissimo perché ho visto che con l'età aumentano i battiti e aumenta la fatica. Bellissima sta cosa, eh. Buono. Io penso di essere veloce, ma sta gente è più veloce. Nona posizione, top 10 possibile. Zeni nono. Eccolo qua Zeni, la grande sfida Zeni veneziano. Troppo invidioso però Zeni. Deve accettare quello che è. Le tifose vogliono il cuore. Però Zeni si sta pigliando la nona posizione. Un po' inspiegabile. Vogliamo vedere i parametri di Zeni però, Sulla carta deve essere molto più forte io di Zeni. Quindi se non erro. La grande sfida Kume Zeni. Bel recupero comunque, bel recupero. Ce la fa, ahimè, ce la fa Zeni. 10° posto. Va bene, dai. Per come si era messa va anche bene qualche soldino. Vediamo se porta a casa qualche soldino. Sì. Soldini che arrivano per l'estate, per l'allenamento decisivo. Buono. Individuale più 10, più 6. No, sorry. Eccolo qua. Vai. Siamo a 17 minuti, ci faccio sui 35 minuti di registrazione. Zeni, i tre italiani, madonna, tutti insieme partiamo. Ottavi, vai. Vai. Questi sono più le nostre, quelle a 5 giri. Facciamo più fatica nella sprint. Devo dare tutto qua, Sarebbe bello una medaglia nei campionati del mondo. Sarebbe stupendo. Proiezione discreta. Mondiali finlandesi. Spingi, Kume, spingi. Registrazione c'è, registrazione c'è. Boh, scusate, ma... No, lento, lento, lento. Discesa non bellissima del Kume, non mi sta piacendo molto sta discesa. Dai, 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 dai. Bionaz... davanti a Bionaz ci voglio stare, E anche a Zeni se possibile. Siamo molto vicini. Sarà bello. Io voglio un altro trofeo nel carniere comandiano.
Ok, siamo pronti alla fase di sparo. Ok. Battiti perfetti. Giacomel, Bionat, Jacqueline, vabbè. Ok, il primo. Non iperveloci per i miei standard, ma va bene. Vai. 2 errori per Zeni. Pesa molto di più, qua gli errori. Pesano molto gli errori. Prendiamo la scia. Dai, spingi, come spingi. Murone, il murone. Sempre terzo posto per il momento. Sempre terzi. Spingiamo un po' di più, dai, siamo a 25 km. Dai, 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 spingi però. Non andiamo molto veloci in discesa, questo può essere un problema, eh. Vediamo all'intertempo. Terzo posto 5, 2 da Giacomel, ragazzi. Giacomel è un fenomeno. L'era Giacomel, figlio, l'era Giacomel. 0 errori. Sbaglia ancora anche Bionaz. Pensa che Bionaz lo mettiamo a fare la staffetta. No, ho sbagliato qua. Brutto errore, ho perso. Sono un po' stanco adesso. Siamo un po' stanchi. Ora un caldo. Ho un caldo atroce. Sto sudando. Basta sti. No, sti occhiali mi stanno massacrando. Secondo, però Giacomelli a 9 secondi. E Jack non sbaglia. Jack la furia, Giacomelli non sbaglia mai. Sarebbe bella una medaglia ai mondiali, però la vedo duretta. Ne mancano tanti, dopo. Andiamo per il terzo poligono. Siamo a 23 minuti di registrazione. Lo dico solo perché ho la webcam stavolta, lo so. Che bello sapere le cose. Dai, fioi, dai, che sto sudando, non ce la faccio più. Sto video lo voglio finire così. Dai, cazzo, siamo lenti in discesa qua. Molto lenti, non mi è piaciuta questa discesa minimamente. 10 secondi, ragazzi, 10 fottutissimi secondi dal Giacomel. Che aumentano.
Mamma mia. Ah. Non ne posso... No, 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 che cazzo fai? Ah, che porcata che ho fatto qua. Porcata come indiana. Siamo molto, molto indietro. Dai, positivo, lo sparo. Sparo come indiano. Sempre secondi, perdiamo tantissimo su Giacomel, ma il problema è che ne manca, cioè siamo solo in 8, fioi. Andiamo per il penultimo giro. Penultimo giro. Dai, non ho più sprint. Sono stanchissimo. Stiamo dando troppo, forse. Molto stanco il Cume. Stiamo prendendo un'eternità a Giacomel. Quindi vuol dire che ci supereranno anche gli altri, fiori, cioè... Zero errori. Speriamo qualche errore di Giacomel, però. Siamo nel murone. Siamo nel classico murone. 22 secondi da Giacomel. Zero errori per Giacomel, che andrà sicuramente a vincere l'ennesimo campionato mondiale. Che fenomeno. Andiamo a sparare. Vai. Dai, almeno ho sparato bene, zero errori. Qualcosa di positivo. Però anni luce da Giacomelco. Stessi errori, cioè zero, sia per me che per Giacomelco. Vuol dire che ho trasciata il timing, sì, al poligono. Disastroso. Quindi bene la parte sparo, malissimo quella sciata. Sto perdendo chilometri. Siamo finiti, raga. ...31 secondi dal secondo. Dai, come? Altro muro. Non lo so, non avendo... Ho pochissimi riferimenti, raga, quindi non lo so. È chiaro che se ho 31 secondi del secondo sarà dura, come dice Marecek, è pieno di gente forte, quindi voglio dire...
Solo che cazzo, senza errori e tutto così indietro è un po' deprimente. Ecco. Abbiamo finito, raga. Abbiamo finito il boost. E andiamo a concludere una gara un po' così. Top 10 spero almeno, vediamo. Vediamo. 30 secondi, ma non sono ancora usciti i big, chiaramente. Sempre se calma. Basta, ecco. Sono andata al sogno, sesto, top 10, dai. Sì, sì, beh, sesto poco. Oh. Mamma mia, di poco, 12 secondi. Non male, cioè. Bei soldini. Stiamo. Prossimo anno, so cazzo, però. Ok, qua abbiamo. Vediamo se ci siamo. No. Giacomel Carrara, Giacomel Carrara. Non mi alleno, però mi tengo tutto per la fine ormai. Ok. Ma ci siamo? Perfetto. Ci divertiamo. Allora. 0, 0, meno 5. Ok. Vai. Staffetta e chiudiamo. Staffetta e si chiude. Ho paura di sto mongolo di Bionaz. Vediamo. Beh, scarsissimo con i colpi. No, Zeni, c'è Zeni prima però. Ti prego, Zeni. Forse hanno capito dopo la cagata dell'ultima staffetta. Doppio errore di Zeni. Triplo errore di Zeni. Vabbè, a cagare, Zeni. C'è la me. Vabbè, a fare. Ma abbiamo anche colpi supplementari, fai 5, 4 errori, ma sei un ridicolo, dai. Bello, finita già la staffetta. Abbiamo gente ridicola. Zeni e Vionat sono ridicoli. Muovite, muovite, muovite. Sto cercando di recuperare Zeni, ma è ridicolo. Podio è quasi andato, non dico andato, però. Neanche io non ho le capacità mostruose, ancora. Ottavi. Adesso arriva st'altro Bionaz, l'uomo che non sa sparare in piedi. Speriamo nel colpo super di Bionaz. Settimo. Stiamo un po' rientrando nella lotta a medaglia almeno. Che troppo non devo fallire io, se veramente faccio la figura del cioccolataio, Ti prego. Già errore. Malissimo, malissimo. Sono capaci a sparare. Loro sparano veloci, ma bisogna anche essere precisi però, perché sennò siamo lontanissimi dalle medaglie. Lontanissimi dalle medaglie. Non manca tanto, sono sto il secondo colpo. Ti prego. Ho indovinato quelle in piedi, bravo Bionaz. Una cosa l'hai indovinata nella tua vita. Vai Bionaz. Bravo Bionaz, bravo Bionaz. Quinto Bionaz, da tutto Bionaz. Solo fare una grande 3 giri mostruosi io per dare a Giacomè la possibilità delle medaglie. Siamo secondi in questo momento. Terzi, scusate. Come? Vai, vai come, vogliamo una medaglia ai mondiali, cazzo. Vogliamo una medaglia ai mondiali. Dobbiamo dare a Giacomel la miglior partenza possibile.
Dai, 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 dai. Dai Comendon che mi stai piacendo, dai. Mi piace il cubo, mi piace. Dai che stiamo anche recuperando a occhio sul secondo. Sul tedesco, sì, tedesco. Adesso il tedesco fa 50 errori, il tedesco lo so. Io potevo gestire un po' meglio magari la stanchezza. Abbiamo il norvegese, il maestro norvegese. Sbagliato, intanto sbagliano intanto. Calma Kume. Non sprecare il lavoro soprattutto di Bionaz. Molto bene, il primo è andato. Il primo è andato. E cazzo, non appena. Madonna, siamo primi. Siamo primi. Grazie anche a Bionaz. Zeni malissimo, ma Bionaz ha fatto un'impresa. Il Kume è primo, signori. Cerchiamo di fare il possibile per dare a Giacomel la miglior partenza possibile. Ma siamo primi, cazzo. Giacomel già è uno forte. Cioè, il più forte del mondo. Si può regalare l'oro. Anche a noi scandali. Che se almeno 88 sono, eh. Abbiamo recuperato in maniera incredibile le cagate di Zeni. Dai, 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 dai. Questo è un murone fastidiosissimo. Vai, Kume, vai. Vogliamo l'oro ai mondiali, lo pretendiamo. Italia, Norvegia, Germania in questo momento stanno giocando le 3 medaglie. E noi siamo in prima posizione. Attenzione, però, mamma mia, norvegese, cosa si inventa adesso? Cosa si è inventato il norvegese, signori? E poi noi abbiamo Zeni, però. Siamo un po' stanchini. Ma secondo me il norvegese si caga addosso, sono sicuro. Abbiamo regalato veramente a Giacomel la miglior posizione possibile. Ciao ragazzi, ciao. Mamma il Kume, no, grande Kume, grande Kume. Dai che andiamo a prenderci l'oro se Giacomel non fa cagate. Vogliamo l'oro, signori. Vogliamo l'oro ai mondiali. Stiamo regalando a Giacomel qualcosa di incredibile. Spingi, come spingi. Andiamocene via. Andiamocene via, raga. Andiamocene via. 3-6 sul norvegese. Dai, raga, dai. E andiamo da Jack. Andiamo da Jack. Andiamo da Jack. Vai. Cambio. Dai. Vai Jack. Stiamo doppiando la gente. Siamo terzi. Attenzione a Marecek. Ti prego. Bravo, dai Jack. Dai Jack. 9 su Botn. 9-4 su Botn.
È lui il più forte, è lui la leggenda. Noi siamo dei piccoli bambocci. Abbiamo fatto il nostro. Ti prego, Jack. Sì, al 99% è oro. Al 99% è oro. Dai. 11-2, sì, dai, Jack, dai, Jack. Grazie, grazie, ragazzi. No, incredibile. Ci prendiamo l'oro. Ci prendiamo l'oro. Ci prendiamo l'oro ai mondiali. Devono fare il podio con gli inni, però devono farla sta roba. Mamma mia, cioè Zeni, vai a fancuore, Zeni. Mamma mia. Veneziano Ski Time secondo e quarti qua. Che grandi, sono commosso, Fiori. Mamma mia. Gold medal. E vediamo se entriamo nell'Hall of Fame su qualcosa sicuro. Ah, beh, qua ovviamente no. Qua ovviamente no. Neanche qua, che cazzo però. Cioè, è fastidiosa sta cosa. Nelle staffette non c'è l'oro, solo nelle individuali. Da cagare. Eh sì, qua c'è Bionaz ha vinto una gara. Dai. Niente, purtroppo non c'è. Zini a due podi, noi rimaniamo a uno, che palle. Però dai, la soddisfazione c'è di aver vinto un oro, però una staffetta, quindi non conta un cazzo i fini statistici. Grazie. Ringraziamo. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Alla prossima. Ciao!